E buon pomeriggio a tutti voi e grazie per essere qui all'emisfero. Fate. Non abbiamo ancora fatto nulla per meritarceli, come li chiamo io, però questi sono applausi sulla fiducia e ci fanno sicuramente molto piacere. Dicevo, benvenuti a questa importante selezione di Miss Italia 2016, dove in titolo, ovviamente in palio, è Miss Emisfero Silea. Siamo qui, 77esima edizione del concorso di bellezza più importante d'Italia, ma uno tra i più riconosciuti e conosciuti nel mondo, e noi abbiamo il piacere di portarlo in questa bella struttura dove avremo delle bellissime ragazze che faranno il primo passo. Perché? Perché per diventare Miss Italia, un rito che ormai si celebra da 77 anni, le ragazze partecipano alle selezioni, poi dalla selezione le vincitrici vanno alle finali regionali, dalle finali regionali si arriva alle prefinali nazionali, poi si arriva alle finali nazionali e poi il sogno lì si potrebbe davvero avverare. Quindi le ragazze che sono qui oggi faranno già un primo passaggio e poi conosceremo ovviamente le vincitrici, che sono quelle che rappresenteranno questo bel centro in occasione delle varie finali regionali. 77 anni, con il saluto che io ho il piacere e l'onore di portare in ogni occasione da parte di Patrizia Mirigliani, nostro patron del concorso, che dal papà Enzo ha ereditato questa bellissima struttura e che noi abbiamo così il piacere appunto di portare i suoi saluti in ogni serata. Patrizia Mirigliani segue con tanta cura, tanto affetto il concorso, ma soprattutto le ragazze, che sono davvero sempre in tutta Italia le protagoniste di questo evento. Ogni sponsor da ricordare, ma non lo farò ora perché io credo che la cosa sia importante sia andare a conoscere le nostre concorrenti. Sono prontissime, avranno bisogno di applausi, mi hanno insegnato che non si devono chiedere mai, però io per le ragazze mi permetto di farlo perché sono il miglior stimolo per loro che affrontano questa passerella comunque importante. Io mi faccio da parte e andiamo a conoscere le nostre candidate al titolo di Miss Emisfero Silea. A voi, eccole! Le nostre concorrenti e davvero tutte molto belle in questo primo passaggio, ovviamente, dove le avete potute vedere. Non so se avete notato, noi dal palco vediamo tutte, alcune, quelle che magari sono un po' più esperte, hanno già addocchiato la zona dove c'è la giuria, in modo che hanno già cominciato a prendere le misure, perché comunque abbiamo una giuria che poi presenterò, che avrà il compito di individuare le 6 bellissime di questa serata. Sono già tutte bellissime, però le 6 più bellissime di questa serata, passatemi questa parola, che andranno a vincere. Bene, andiamo a conoscerle una a una, si presenteranno loro in questa prima uscita e quindi iniziamo con la concorrente numero 1. Io citerò sempre il nome più volte perché è l'unico modo che ha la giuria per identificarle. Concorrente numero 1, prego. Vai e presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho 18 anni, vengo da Roncade e sono una studentessa. Studio all'Istituto Mazzotti, all'indirizzo Relazioni Internazionali. Prego, concorrente numero 1. Molto bene, concorrente numero 2.
presentati, fatti conoscere al pubblico. Buonasera, io sono Federica Perencin, vengo da Susegana e frequento il liceo classico a Conegliano. Quanti anni hai? 18. 18 anni, prego. Concorrente numero 3. A questo punto ovviamente arriva la concorrente numero 4 che si presenta e andiamo a conoscerla. Buonasera a tutti, sono Angelica Morillo, abito a Castello di Bodego, ho 20 anni e studio ragioneria a Castelfranco. Molto bene, prego, vai! Come lei, e quindi so che dopo il 4 c'è il 5. Tanti anni di ragioneria. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Greta Bottega, ho 18 anni, vengo da Nerveso e faccio la barista. Molto bene, vai. Raggiunge. Ciao a tutti, sono Jessica, ho 21 anni, vengo da Padova e faccio l'estetista. Molto bene Jessica, prego, numero 6. Andiamo con la numero 7. Un attimo volevo prenderlo io e provare l'emozione, ma non volevo rovinare il quadretto. Concorrente numero 7, prego. Buonasera a tutti, sono Rossana Grementieri, ho 19 anni, vivo a Cavallino Treporti e studio giurisprudenza a Padova. Molto bene, concorrente numero 7. Di fronte alla nostra corona ovviamente Milune. Andiamo con la prossima. C'è la numero 8, è prontissima numero 8, eccola qui, vai. Buonasera, sono Eleonora, ho 18 anni e studio al liceo delle scienze umane. Arrivi da? Cento Maggiore. Molto bene, prego, concorrente numero 8. Ricordo, così vi teniamo anche informati su quella che è la scelta, che gli abiti che la ragazza indossa in questo momento sono loro, quindi in questa prima uscita vogliamo che possano indossare l'abito con il quale si sentono più a loro agio anche per presentare. Poi le vedremo con il modo ufficiale. Concorrente numero 8. E poi abbiamo anche la numero 9. Abbiamo la concorrente numero 9. Buonasera a tutti, sono Elenia, ho 18 anni, vengo da Portogallo e faccio la studentessa. Molto bene, che cosa studi? Estetica. Estetica, molto bene, vai, concorrente numero 9. Numero 9, andiamo con la concorrente numero 10. Eccola qui. Buonasera a tutti, mi chiamo Giada Stefan, ho 18 anni, vengo da Belluno e sono una studentessa dell'ultimo anno del liceo scientifico. Molto bene, prego, numero 10. Di alte,
assolutamente a mio agio, essendo molto alto anch'io. E andiamo con la numero 11. Buonasera a tutti, sono Stefania, ho 20 anni, vengo da Marcon, Venezia e sono al secondo anno di architettura sempre a Venezia. Molto bene, prego, concorrente numero 11. Abbiamo la concorrenza numero 12. L'avevo detto io. Buonasera, sono Bellana Alice, ho 21 anni, vengo da Valle di Chioggia e studio Scienze e Tecnologie Animali all'Università di Padova. Molto bene, prego. Numero 12. Poi abbiamo la concorrenza numero 12 e allora abbiamo la concorrenza numero 13. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Benedetta, ho 21 anni, vengo da Asolo e studio giurisprudenza e moda e comunicazione a Firenze. Molto bene, prego, concorrenza numero 13. Numero 13, passerella. E poi arriva il numero 14. Vai. Buonasera a tutti, sono Federica, ho 18 anni e vengo da Asolo e lavoro nell'azienda di mio papà. Cosa fai? Impiegata. Molto bene, concorrente numero 14, Federica. La concorrente numero 15. Ciao concorrente numero 15, presentati. Buonasera, mi chiamo Siria, abito a Eraclea e frequento l'ultimo anno del liceo turistico. Molto bene, detto tutto, vai. Abbiamo la concorrente numero 16. Eccola qui la nostra concorrente numero 16 che si presenta. Buonasera a tutti, sono Deborah Pighi, ho 19 anni e vengo da Verona. Nella vita studio per diventare un tecnico di laboratorio biomedico. Perfetto, prego. Numero 16, Deborah. Calandri, ho 18 anni, vengo da Casale sul Sile e frequento il quinto anno del liceo scientifico a Treviso. Prossimamente cosa farai con gli studi? Sì, ho intenzione di frequentare l'Università di Veterinaria a Bologna. Molto bene, prego. Sarà pronta? Sarà pronta, sì, bene, prontissima. Ecco
Molto bene, prego, 18 Pamela. La 19 c'è. La 19 è pronta ed è qui con noi. Ciao a tutti, sono Francesca, vengo da Chiarano in provincia di Treviso e studio design industriale a Padova. Quanti anni hai? 19. 19 anni, prego, vai. È già arrivata la numero 20 e a questo punto presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Tatiana, ho 25 anni e sono laureata in economia e commercio. Molto bene, prego Tatiana, numero 20. Concorrente numero 20. Io qui l'applauso lo farei, sono veramente molto molto belli. Sono veramente molto molto belli. Chiedo solo una cosa, per così i bambini, abbiamo problemi con le foto, se potete spostare dal palco, grazie. Grazie. Allora, dicevo, le selezioni le abbiamo fatte, ne stiamo facendo. Oggi è veramente una delle ragazze veramente molto carine e anche molto spigliate, avete sentito? E il lavoro della giuria sarà davvero molto molto impegnativo, ma abbiamo una giuria qualificata che sicuramente ci garantisce quella che sarà la scelta e che io voglio andare a presentare. Li abbiamo qui con noi e quindi inizierei a presentare Germano De Nicola, che è il direttore del centro commerciale Emisfero che ci ospita. Grazie direttore a lei. Poi abbiamo Carla Golfetto, titolare di Class Press, grazie. Poi abbiamo Nicoletta Nalin, titolare Genti, grazie anche a lei. Poi abbiamo Eleonora Zanin, responsabile Zebra qua. E quindi abbiamo Giorgio Signorello, direttore Unieuro, che abbiamo proprio vicino a voi, grazie. Poi abbiamo parlato di Miluna, vedete che qui c'è questa bellissima corona che è la corona che ogni ragazza che è qui oggi e ogni ragazza che in questo momento si stanno iscrivendo, stanno partecipando a selezioni di Miss Italia vorrebbero poter indossare anche quest'anno a Jesolo in diretta sulla 7. Perché? Perché è la corona di Miss Italia. Miluna è uno sponsor storico di Miss Italia e noi abbiamo la fortuna in alcune selezioni di avere amici che ci vengono a trovare e tra l'altro noi abbiamo la fortuna che vengono a trovarci gli amici. La ragazza che vince oggi è ancora più fortunata perché avrà in omaggio un gioiello Miluna, questo grazie agli amici Stevanato. Grazie Gioiellerie Stevanato con il suo punto vendita a San Donà di Piave, 2 punti vendita a Zellarino e ci sono con noi il signor Nicola Stevanato insieme alla signora Nicoletta. Grazie per farci compagnia. Poi oltre a questo vorrei fare un ringraziamento molto particolare, abbiamo un nuovo sponsor quest'anno a Miss Italia che è Tricologica per quanto riguarda le acconciature e con noi sono presenti, le vedremo poi quando premieremo la fascia tricologica, Salone Deborah Clou di Treviso. Grazie a Deborah, signora Cecilia, grazie per la vostra preziosa collaborazione. Bene, la giuria, vi spiego perché così vi raccontiamo come avvengono le modalità di voto. Adesso la giuria ha già espresso un primo voto a tutte le ragazze che abbiamo visto. Adesso il voto potrebbe essere da 1 a 5, il voto potrebbe essere confermato, aumentato o diminuito.